Andrea Contu, torna il Festival del Cinema, un appuntamento atteso, importante e soprattutto un appuntamento che ci riporta un pochino alla normalità dopo tutti i guai passati con la pandemia, che non è ancora alle spalle, però diciamo un po' ha allentato la presa. Sì, per questa edizione abbiamo innanzitutto deciso di continuare con How to Film the World, quindi la rassegna promossa del cinema senza sezioni competitive, ma che favorisce l'incontro con le registe e registi presenti e quindi un festival di prossimità, di incontro tra le persone. E la seconda grande novità, tutto il pubblico ormai del territorio sa che il nostro festival si svolgeva ad ottobre, quest'anno abbiamo deciso di anticiparlo in primavera, un po' perché sentiamo l'esigenza, come dicevi tu, di rilanciare immediatamente la palla in campo, visto tutte le difficoltà che abbiamo vissuto e passato, un po' perché ci piaceva comunque sperimentare un altro periodo che è quello della primavera, che secondo noi è sempre ottimo per favorire la partecipazione del pubblico e anche per attirare l'attenzione sulla promozione del territorio in un altro mese di spalla importante, era ottobre, adesso è maggio, per cui dal 12 al 15 maggio 2021 sarà Carbonia Film Festival presente How to Film the World 2022. 2022, esatto, sarà Carbonia Film Festival presente How to Film the World al Cineteatro Centrale e in altri luoghi della città. Ecco, film di qualità soprattutto. Sì, film di qualità, il focus sarà come sempre sul lavoro e sull'emigrazione e sul il cinema internazionale contemporaneo. Anche quest'anno ci sarà un programma che si chiama Carbonia Cinema Giovani, un bando nazionale che porterà 8 giovani in tutta Italia a Carbonia per 4 giorni, che seguiranno un programma di masterclass loro dedicato, conosceranno la città e il territorio. E come ho detto prima, punteremo moltissimo su una dimensione internazionale del festival, quindi ospiti stranieri, in particolare quest'anno ci sarà un focus importante sui rifugiati, sugli cineasti rifugiati. È diciamo un tema di stretta attualità purtroppo. Sì, è un tema di stretta attualità, noi in realtà ci occupiamo di questi temi non diciamo in maniera legata all'evento del momento, in questo momento c'è la guerra in Ucraina, ma in realtà ci occupiamo di chi scappa dalle guerre, delle grandi migrazioni, proprio come nostra mission principale, per cui abbiamo sempre mostrato questo tipo di cinema, lo faremo anche quest'anno, sicuramente avrà un significato particolare.